Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbacee, aggiornamento. Piralide. La terza generazione della piralide è iniziata. Abbiamo già visto nei precedenti bollettini, preannunciando il suo arrivo, che questa generazione è normalmente la più abbondante ed ha un potenziale di danno nei confronti delle culture suscettibili abbastanza significativo. È quindi necessario porre particolare attenzione. Per le culture suscettibili, per esempio, il mais di secondo raccolto, su cui si possono concentrare le femmine per le ovideposizioni. È quindi opportuno cercare di valutare la densità di queste ovature per poter capire se è necessario intervenire e intervenire in tempi brevi per proteggere la cultura. Hanno cominciato una femmina di piralide, hanno cominciato le ovideposizioni, che possono interessare la pagina inferiore delle foglie o anche la pagina superiore delle foglie. Le vedete belle bianche, fresche, innanzitutto nel Veneto centro-occidentale, dove il ciclo è leggermente anticipato, ma anche nella restante parte della regione ormai si trovano gli adulti, le femmine che ovidepongono, si possono ben monitorare con le trappole, e le ovature fresche che segnano l'inizio delle ovideposizioni. Bisogna entrare in campo. Agricoltura sostenibile vuol dire, quando necessario, entrare a sporcarsi le scarpe e valutare se la densità delle ovature è elevata. Quando cominciamo ad avere valori superiori alle 3 ovature alle 100 piante, il potenziale di danno per una coltura suscettibile può essere significativo. Quindi è arrivato il momento di entrare in campo, di valutare la densità delle ovature e capire se è necessario intervenire. Sapete che un altro importantissimo principio di difesa integrata è che si può intervenire solo dopo aver valutato la sussistenza di alternative non chimiche, alternative ai prodotti chimici di sintesi, in questo caso agli insetticidi di sintesi. E sapete che nelle nostre sperimentazioni, molte altre sperimentazioni, il Bacillus thuringiensis ha dimostrato di avere una buona capacità di controllo paragonabile a quella degli insetticidi di sintesi. Quindi valutate questa opzione. Alla prossima!